Terremotus Napolitan Talent, ci siamo, -2, siamo davvero alla vetta e cominciamo a vedere la discesa. Benvenuto al pubblico in sala, nella sala del Teatro Trianon Viviani di Napoli, e benvenuto al pubblico che ci segue da casa in diretta Facebook streaming sulla pagina ufficiale del Teatro Trianon Viviani di Napoli. E benvenuto anche alla mia compagna di viaggio, splendida, elegante come sempre, Tiziana De Giacomo. Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda serata delle semifinali. Delle semifinalissime possiamo dire, perché anche questa sera si sfideranno dei concorrenti che sono dei veri e propri finalisti, e da questa serata usciranno un primo, un secondo e un terzo classificato che si daranno appuntamento il 20 di aprile in questo teatro, su questo palcoscenico, per una semifinale ufficialissima da 6 concorrenti. Ne usciranno 2 che si daranno appuntamento il 27 aprile in una grande serata finale del nostro talent. Siamo sempre alla ricerca di un artista da inserire nella compagnia stabile del Teatro Trianon Viviani di Napoli, e proprio il 22, 23, 24 di aprile torna su questo palcoscenico lo spettacolo della stabile del Teatro Trianon Viviani, Adagio Napoletano. E a questo punto faccio un brevissimo collegamento con la giuria, perché tutta la giuria ha un filo rosso che collega la giuria ad Adagio Napoletano. A capitanare la nostra giuria, il nostro capitano, come sempre, il regista della nostra stabile, Bruno Garofalo. Tornano 2 straordinari musicisti che dal 22 di aprile vedrete in questa buca orchestra, in questo golfo mistico, nella splendida orchestra stabile del Teatro Trianon Viviani di Napoli, diretta dal maestro Pino Perris. In giuria questa sera il maestro Luigi Fiscale e il maestro Carmine Manigliano. E torna in giuria una presenza femminile che ci raggiunge dall'alto degli uffici, dell'organizzazione e dell'ufficio di produzione del Teatro Trianon Viviani di Napoli, Daniela Riccio. Grazie per essere qui. Vedi che già sono pronti con la loro lucetta. E c'è una giuria di qualità, c'è una giuria tecnica, perché c'è un metodo di giuria che è tutto conservato nelle mani e nella mente di questa splendida fanciulla. Dici tutto. Ma ormai il nostro pubblico è diventato veterano, il regolamento lo conosce, però io ho il dovere di spiegarlo ogni sera. Come sempre l'ordine dei partecipanti anche per le semifinali è stato sorteggiato, l'ordine di esibizione. Poi abbiamo il nostro pubblico da casa che segue la diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Teatro Trianon. Lì vengono pubblicate le foto dei nostri concorrenti e il nostro pubblico sceglie il suo preferito cliccando semplicemente mi piace sulla foto del concorrente. Stessa modalità di voto avviene anche sulla pagina Instagram. E poi abbiamo la nostra giuria tecnica che sommerà i voti del pubblico da casa e ne terrà conto per formulare il suo giudizio finale. E da questi, voti usciranno i 3 vincitori di questa sera, primo, secondo e terzo posto, che accederanno alla fase finale di mercoledì prossimo. Brava, brava come sempre, brava, precisa, bella, brava, elegante e precisa. Meriti anche tu un applauso. E allora possiamo sicuramente cominciare. Tutto il reparto tecnico del Teatro Trianon Viviani è sempre pronto. Fabio Paradiso è pronto con i pulsanti magici della diretta Facebook e della diretta Instagram. E allora noi ne approfittiamo perché è collegata come sempre, come ogni mercoledì con noi in diretta, il nostro straordinario direttore artistico Marisa Laurito. Ciao Marisa! Ciao Marisa! Ciao! Bene, e allora cominciamo con il primo concorrente, con il primo cantante, prego. Andiamo spediti. Federica Raimo. Eccola! Ecco la nostra Federica. Vieni Federica, vieni vicino a me. Intanto io metto il microfono qui, vediamo se l'altezza va bene. Sono stato bravo, vediamo un po'. Sì, hai misurato bene. Dai, dimmi tu, un po' più alto. No, va bene. Ah, va bene. Federica, tu intanto non sei sola prima di fare 4 chiacchiere. Assolutamente, stasera. Sei accompagnata da chi? Dal maestro Ario De Pompeis, che Ecco voglio il maestro. ringraziare. Buonasera maestro. Stasera mi ha onorata, grazie. Autonomo maestro, lì è il jack, io ti do una mano, intanto tu fai 4 chiacchiere con Tiziana. Sì, allora Federica, anche la settimana scorsa abbiamo fatto la stessa domanda a tutti i nostri semifinalisti. Che cos'è per te la musica? Cosa rappresenta? Rappresenta la mia vita sicuramente. Sono nata con la musica e morirò con la musica. No, vabbè, per dire che comunque l'aria che respiro è tutto, vivo di musica, quindi non potevo scegliere teatro migliore stasera per
farla, insomma. Quindi sono contenta di essere qui stasera e di essere accompagnata da un maestro forte come Ario. Bene, e allora noi Grazie. siamo davvero Ascoltiamo. curiosissimi di ascoltare la tua Sì. proposta, che questa sera è... Di D'Angelo, ormai sia mia. Federica Raimo. In bocca al lupo, Federica. Crepi. Se mi potessi leggere in tuo cuore, a dove nessuno mai ci potrà sì. Tu ci trovassi scritto ogni momento che hai una scusa dedicava a te. E te va saporendo un pensiero, vestito di fantasia, stiva con me. Ma ormai siamo soltanto tu, siamo. E sì, mi perdo a tutto, perdo tu. Sono gli occhi tuoi che danno la luce all'occhio miei. E rinda st'occhio, e vedo solamente a te, cammerato mare, rinda una montagna, cammerato sole, rinda sta serata. Fatta sole te, perché siamo soltanto tu, sia mia, e la vita mia ormai appartiene pure a te. Sapessi quanto tempo sto aspettando, a quanto tempo mi è mancato tu. Se io potessi leggere in te mano, la vita mia non la trovassi più. Ma tu questo amore non sapeva niente, non sapeva che campavi te. Ma ormai siamo soltanto tu, siamo. E quando voglio solamente a te. Sono gli occhi tuoi che danno la luce all'occhio miei. E a rinda st'occhio io vedo solamente a te, cammerato mare, rinda una montagna, cammerato sole, rinda sta serata. Fatta sole te, perché siamo soltanto tu, sia mia, e la vita mia ormai appartiene solo a te, solo a te. Grazie a tutti. Federica Raimo, ci vediamo tra pochissimo. Intanto maestro le do sempre una mano, se posso, prego, vai. Vai. Ecco fatto, a tra pochissimo. Eccoci qua. E intanto, cara Tiziana, Sì, dimmi. volevo ricordarti che abbiamo sempre l'ospite padrino o Sì. ospite madrina. Sempre. Questa sera è il momento di un ospite padrino, un ospite particolare, perché diciamo che è portatore di un genere particolare che abbiamo avuto anche in Novecento napoletano e abbiamo E non anche in solo. Adagio napoletano, che è la canzone di Giacca. Questa sera con noi avremo Salvatore Meola, Meola. devo assolutamente annunciarlo in tempo, che sarà accompagnato da altri due musicisti straordinari. Ma adesso andiamo avanti perché Andiamo dietro avanti. fremono per esibirsi. Secondo concorrente, Crizia Colonna. Vieni Crizia! Buonasera. Eccola qui. Vieni. Ciao, Crizia. Crizia, tu non sei accompagnata? No, No. Meglio soli che male Che male accompagnati. accompagnati. dici. decisamente. Crizia, anche per te, cosa rappresenta la musica nella tua vita? La musica per me è la mia compagna, cioè è racchiusa in una parola semplice, è la mia compagna, da sempre.
Bene, hai visto, è uscito fuori respiro, L'accompagnatore. compagna. E quindi Io tutto, ascoltiamo dove ti porta questa tua compagna questa sera. Che cosa ci fai ascoltare? Prego Tiziana. Di Modugno, Tu sii una cosa grande. Crizia Colonna. In bocca al lupo, Crizia. Viva il lupo. Tu sii una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando tu guarda così, sicura tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché? Una volta sola, sicura tu stai tremando. Dilla che mi vuoi bene, con mia voglio bene a te. Tu sii una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ha giovuto mai, non bene così, a così grande. Tu sii una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ha giovuto mai, non bene così, è così grande. Così grande, così grande. Grazie. Crizia Colonna. Grazie, Crizia. Anche con te ci vediamo tra pochissimo, A Crizia. dopo. Bene, 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 il lavoro della giuria si fa sempre più sarà complicato, difficile vedi anche come stasera. scrivono con le loro matite, organizzatissimi con la lucetta, mentre noi andiamo avanti, corriamo, corriamo, siamo sempre più in salita. Terzo concorrente, Francesca Fiore. Eccola qui. Eccola, non vedeva l'ora Francesca. Di rosso vestita, un fiore di rosso vestito. Ciao, Francesca, non sei sola, sei accompagnata da chi? da Marcello Cozzolino. Alla chitarra, eccolo Prego, qui. Marcello. Maestro. Eccolo qui, Marcello, tutto a posto? Sei autonomo? O vuoi una mano? Ce la fa, ce la fa. Ce la fa, ce la fa, ce la fa, ecco, ecco. Francesca, anche per te. La Io non la stessa so la domanda, No, non la sai. Non la so. Che cos'è per te la musica? Cosa rappresenta nella tua vita? Allora,
innanzitutto posso dire, la musica è, punto, poi, anzi punto a capo. Allora, la musica per me è come quell'amica che tu vai in un qualsiasi luogo, per dire, in un negozio, e a un certo punto senti quella musichetta che c'è sempre in un negozio, in un ristorante, e ti viene in mente magari quella persona, un aneddoto in particolare, e dici, oddio, sono sola, ma non sono sola, perché la musica lega un po' tutti quanti. I ricordi anche. I ricordi, quindi la musica ci rende vivi, semplicemente, ed è bellissimo poter far parte di questa grande musica che è l'universo, la vita, noi che viviamo. Senza musica non c'è nulla. Ah, questo Bene. ci piace. Che Senza bella musica definizione. Non c'è nulla, sono i nostri ricordi che poi appunto ci danno senso alla nostra vita. Se tu pensi alla musica e pensi a un qualsiasi testo, a tutti è inevitabile che venga in mente qualcosa che magari ci ha lasciato, appunto, che ne so, un amore mancato, la migliore amica che non si sente più, insomma, tutte quelle varie cose. Però ricordando quelle cose e sentendo la musica ci sentiamo comunque parte di un qualcosa, e quindi anche se quelle cose sono finite, non ci sono più o ci sono, noi ci sentiamo felici di vivere. Basta. Bene, noi siamo felicissimi di questo tuo monologo, ma invece sentiamo, perché tu ci porti un inedito che hai scritto insieme a quel signore lì, se non sbaglio, e allora sentiamo il titolo e poi lo ascoltiamo per intero. Di Fiore Cozzolino, Non ti senti più. Francesca Fiore. In bocca al lupo, in bocca al Grazie. lupo, in bocca al lupo maestro. Stasera o cuore non ne ho cuore, si mancano le parole per dire che sì. Stasera la voce non è a voce, respiro senza fiato, o sento non son chi. Lontana te ne stai, mezzo all'aria sta città, distratta te ne vai, o son chi che non ti sente più. Stasera a luna non è a luna, ma manca ne colore, a lui che non mi sente. Stasera e suona non so suona, eppure si m'addorma e non ti trova più. Lontana te ne stai, mezzo all'aria sta città, distratta te ne vai, o son chi che non mi sente più. Mai suona non si campa, o son chi che non ne sente più. Bella sta canzone. Grazie. Grazie Francesca, grazie Marcello. Grazie ragazzi.
Bene, 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 bene. Intanto da casa stanno votando e c'è una grande solidarietà dietro perché hanno fatto amicizia. Ormai già è la Sì. terza volta per qualcuno che abbracciano, ritorna, vedi? infatti cantano, si fotografano, via con i filmini. Ma procediamo. Quarto concorrente, Enzo Esposito. Vieni Enzo! Eccolo Enzo. Prego, prego, Lui prego, è prego, stato prego, uno prego, dei prego. primi vincitori, se non erro. Sì, uno dei primi, ne è passata di acqua sotto sì. i ponti, mio Sì. caro Enzo, che non sei solo, vedi? Io No. vedo che intanto No. i maestri vanno e io gli do una mano. Intanto presentameli. Sì, allora, alla chitarra abbiamo il maestro Tonino Mattiello Buonasera. e al mandolino abbiamo il maestro Daniele Galasso. Eccoli Buonasera. Detto Hai bene? portato il rinforzo. È piaciuto il dittongo aperto, Hai Daniele, detto bene, hai detto Mattiello. bene. Nel frattempo faccio anche a te la stessa domanda. Sì, Che cos'è per te la musica? Cosa rappresenta nella tua vita? la musica per me rappresenta il vivere, il respirare, non ne potrei fare a meno, quindi è questa la musica per me. È qualcosa di insito, è qualcosa che sento quasi l'obbligo a doverla fare e la vocazione comunque di portare avanti comunque sempre il discorso della canzone classica napoletana. Certo, perché Bene. tu hai una particolare affezione, no, alla canzone classica. Sì, io non so cantare altro. Io fino a 10-12 anni pensavo che esistesse solo quella musica, anzi colgo l'occasione per ricordare Giulietta Sacco che è scomparsa ieri. Assolutamente, assolutamente. Per me è andata via una persona di famiglia. Assolutamente, caro Enzo, e noi adesso respiriamo questa meravigliosa musica con te, con la tua proposta che è... Di Canetti Barile, Portale Stirrosa. Enzo Esposito. In bocca al lupo! E la lasciata nato innamorato, sì che la che dici è tutto vero. Io sono veramente fortunato, ma essa ne fa ancora un mistero. Di mano non mi suia già pensare, una bella cosa voglio regalare, portatela sti rose, che la per rose pazza non ragione, e sia di mano chi ve la manna, dici è una vecchia passione che non si può scordare. Non me l'aveva fatto sto tradimento, penata se è distrutta nome e cuore. Tutte promesse so io viene, e mo che chiami a fare per chi sta amore. O bene che non tengono destino, e un capriccio che ci fa dannare, portatela sti rose, che la per rose pazza non ragione, e sia di mano chi
chi me l'ha mandato. Dici, è una vecchia passione che non si può scordare. La gioventù ancora la voglio bene e iena sola la rispettata e tanto amore a me l'ha dato bene e sa che è stata prima innamorata. O prima amore na frita dolce che tinto cuore mai si possa nare. E sia di manna chi me la manna. Dici è una vecchia passione che non si può Enzo Esposito, grazie Grazie. Enzo. Prego maestro, togliamo Grazie, il jack. Sì, maestri. sì, sì. Ecco qui, do una mano al maestro, tu intanto prendi il microfono, Vai. conosci già le regole. Che va Ecco qui. sanificato. A dopo. Ecco, attenzione che ci incastriamo. Maestro, hai fatto una rete veramente da Spider-Man. Eccoci qui. Vuoi una mano? Ce la fai? Vediamo un po' la giuria che scrive. Sì. Potete spiare ogni tanto la nostra Giratevi, giuria. giratevi. Eccoli, li avete Guardate visti? come Bene, scrivono. intanto noi andiamo avanti. Quinto concorrente, Paola Falanga. Eccola qui, vieni Paola. Quanti colori, magnifici, i colori della primavera, cara È colorata Paola. lei stasera. Anche per te, Paola, la stessa domanda. Che cos'è Che la dire? musica? Cosa rappresenta? La musica per me è un bisogno primario, non ne posso fare a meno, come mangio, come bevo. E poi è il mio rifugio, è il mio sostegno, è qualcosa che mi dà forza per affrontare ogni difficoltà, tutto, ogni istante della mia vita. Bene, Bene. ci piace. Ci Ci piace piace. anche questa definizione e tu gareggi quest'oggi con una canzone che già ti ha visto su questo palcoscenico e che in qualche modo rappresenta il tuo momento attuale, ce lo hai spiegato la scorsa volta. Noi vogliamo proprio ascoltarla anche perché è un messaggio di speranza e Sì. ne abbiamo davvero tanto bisogno. Prego. Di Faiello, Stella Diana, Paola Falanga. In bocca al lupo Paola. Stella Diana quando compariste, Stella Diana quando compariste, la fonte d'acqua s'andancia priaste, la fonte d'acqua s'andancia priaste. Quando arrivaste tu rosa amaranta, quando arrivaste tu rosa amaranta, la grazia ci facista tutto quanto, la grazia ci facista tutto quanto. L'acqua rumore diventa rossa, l'acqua rumore diventa rossa.
pace, se facette pace. In cielo s'appicciaiano tre lune, sì, in cielo s'appicciaiano tre lune, non si vorrebbe farmi più nessuna, più nessuna. Che bello suono tenne stu tamburo, che bello suono tenne stu tamburo. Nessuno vuole chi lo suona, nessuno vuole chi lo suona. Via da questa festa porte giù, via da questa festa porte giù, e balle canta insieme su natura, e a balle canta insieme su natura. L'acqua romana diventa rossa, l'acqua romana diventa rossa, ma tutto il mondo si facette pace, si facette pace. In cielo s'appicciaiano tre lune, sì, in cielo s'appicciaiano tre lune, non si vorrebbe farmi più nessuna, più nessuna. Grazie. Paola Falanga, grazie Paola, a tra poco. Eccoci, siamo all'ultimo concorrente se non sbaglio, perché Sì, quest'oggi ne l'ultimo. abbiamo 6. 6. Prego. Sesto concorrente, Anna Maria Bozza. Eccola! Eccola. Ecco Anna Maria, anche tu elegantissima. Prego Anna Maria, conosci già la domanda, ma la facciamo lo stesso, prego. Che cos'è, cosa rappresenta per te la musica? E questa è una bellissima domanda. Vedi, l'ho inventata io, dillo. Sì, è vero, l'ha inventata lui. Anche questa risposta che ho dato, giusto? Ho inventato io, certo. Chiaro. Credo che l'ho sempre vista come una donna molto impegnativa, quindi non ti saprei aggiungere altro. Ho sempre guardato la musica come uno specchio riflesso, in questo caso parlo ovviamente di me. E quindi l'idea di quella donna impegnativa che vuole tastare tutto quello che è possibile, senza limiti pur avendo tanti limiti. Bene, senza limiti. E senza limiti vediamo dove ci porta la musica con la tua proposta. Che belle definizioni stasera. Di De Curtis Bovio, Autunno, Anna Maria Bozza. In bocca al lupo Anna Maria. Forse l'autunno da mi mantiene sta malinconia, piovazza fonna ninetta mia, dobre quasi tierna ma para giornata fredda, nottata amara, sempre aspettando una parola, una sola, ma Vanessa te, ma Vanessa te.
che fai? Se l'ero malinconica sti giorni, ma pensa mai, torna, non torna, e si fai buona, sta lontana, tante passate, dannata sana, che non mi scritta che una parola, una sola, già si sempre tu, già si sempre tu. Grazie. Anna Maria Bozza, grazie Anna Maria, ci Grazie. vediamo tra pochissimissimo, intanto diamo il tempo al pubblico da casa per Di votare votare. anche per la nostra Anna Maria. E avete visto che dalla scorsa sfida, dello scorso mercoledì, abbiamo ripristinato un metodo di giuria che riguarda voi. Siete pronti? Sì. Siamo Pubblico. pronti a collaborare insieme? Dicono di sì. Bene, adesso faremo quello che in gergo solitamente si chiama applausometro, misureremo l'applauso per l'intensità e non per la durata. Chiameremo i nostri cantanti che si metteranno in fila e Tiziana dirà il loro nome esattamente così come si sono esibiti. Tutto chiaro? Loro faranno un passo avanti e voi farete il vostro applauso. Adesso facciamo una piccola prova tra noi, facciamo finta che io, ecco, in questo No, momento mi chiama tu me. trasformo... Ah, chiamo io Chiama te, tu me chiamo io te. stasera, dai, Allora, vediamo. io mi trasformo in Tiziana, cosa poco riuscita, e lei si trasforma in me, cosa altrettanto meno riuscita. Fai una bella Cambiamo fila, un vai in po'. fondo, vai in fondo, io In chiamo fondo. tutti, Qua, a un certo ok. punto faccio Gennaro Monti. Perfetto, quindi siamo pronti? Possiamo? Ci lanciamo? Prego, Sono e allora pronti, sono ecco pronti. tutti i nostri concorrenti, prego ragazzi, da questa parte facciamo una bella fila. Una bella fila, eccoli, eccoli, sempre elegantissimi. Guarda, guarda, guarda. Abbiamo avuto dei Eccoli, un bel concorrenti, sorriso, sì, un bel sorriso, eleganti. così vi fanno anche una foto. Prego Tiziana. Primo concorrente, Federica Raimo. Secondo concorrente, Crizia Colonna. Terzo concorrente, Francesca Fiore. Quarto concorrente, Enzo Esposito. Quinto concorrente, Paola Falanga. Sesto concorrente, Anna Maria Bozza. Ed ora? Tanti mercoledì, tante sfide, non è stato facile superare le selezioni, i provini, le selezioni anche via web vista la pandemia, ma tutti gli artisti che hanno partecipato meritano un grande applauso e meritano un applauso i nostri 6 concorrenti di questa sera. Grazie, grazie, grazie per Bravi la qualità, tutti. per la professionalità, grazie, grazie, grazie. E ci vediamo tra poco perché è il momento del nostro ospite padrino. Grazie, grazie, Ospite grazie, padrino. grazie, grazie. Come già ti ho detto, Sì. abbiamo un ospite padrino. Io lo conosco. Un ospite anche molto elegante. Lo Sì. chiami tu o lo chiamo io? Lo chiamo io ho avuto l'opportunità di vederlo in Novecento napoletano, Come? Assolutamente. anche in Adagio napoletano. Lo E chiamo infa- subito. Chiamalo perché... Salvatore Meola! Eccolo qui! Buonasera Salvatore. Benvenuto Salvatore, benvenuto, benvenuto. Piacere di Guarda, averti guarda chi si qua. mette qui, questa splendida creatura. Bene, Salvatore ha avuto il piacere di condividere il camerino con te in una fortunatissima edizione di Novecento napoletano e da lì non ci siamo più separati, siamo diventati compagni di scena e siamo anche in Adagio napoletano dal
22 di aprile 22 in questo di aprile, teatro, su questo palcoscenico, e potete venire in questa splendida sala. Salvatore, una domanda su tutte. Quando ci siamo conosciuti tu eri sicuramente un cantante, ti sei avvicinato proprio al teatro in quell'occasione. Che cosa ti ha lasciato Novecento Napoletano? Ma Novecento Napoletano mi ha lasciato una grande impressione, nel senso che io sono sempre stato amante del teatro, però ecco, Novecento Napoletano mi ha dato l'opportunità di andare avanti per quanto riguarda la vita artistica, perché oggi fare teatro, diciamo, è molto ma molto importante, è una grande scuola, e il Novecento Napoletano per me è stata una grande scuola, dirò proprio la verità. È vero, è vero, Uno è vero. spettacolo è vero. bellissimo. Ci siamo Spettacolo confrontati bellissimo, a tante 360 volte. gradi, poi con ballerini, orchestra in diretta. Con voi, perché con noi, parlavo di ballerini per dire il complemento. Ma non sveliamo tanto, perché ci sono anche tante sorprese in Adagio Napoletano, e aspettiamo il pubblico che ci segue in sala e il pubblico da casa proprio in questa sala la prossima settimana, quindi questo è un appuntamento che ci diamo. Salvatore, tu solitamente ci hai sempre proposto anche in alcuni quadri di Novecento e di Adagio come genere la canzone di giacca, che è un po', diciamo, un fiore all'occhiello del tuo repertorio. Questa sera ce la proponi con un'altra costola di Novecento Napoletano, i nostri storici maestri della posteggia che sono qui con noi, Antonello Guetta al mandolino e Antonio Gagliotti alla chitarra. Buonasera. Ecco, li abbiamo mascherati perché fanno un po' da musicista mascherato, poi scopriamo chi è Guetta e chi è Gagliotti. Era un altro talent quello, però, Tutto a posto, maestro? Tutto bene? Bene, perfetto. Sì, è un altro talent. Maestro, tu sei a posto, tutto bene? Ti do una mano semplicemente con il Eccomi cavo. qua. E intanto raccontaci un po' che canzone ci regali questa sera con i maestri della posteggia. Diciamo che questa è una serenata guappesca. Guappesca. Serenata guappesca che poi dopo finisce in un finale tragico. Vogliamo dire il titolo o forse no? No, io credo che il pubblico appena ascolterà le prime frasi sicuramente conoscerà la canzone. Va bene, allora io e Tiziana ci mettiamo buoni da quel lato e ti osserviamo come da un magico balcone. Chissà che non succeda qualcosa. Infatti proprio dal balcone. Ma vedi, io sono un po' Mettiamo dal veggente. balcone, alle oriette dal balcone. Antonello Guetta, Antonio Gagliotti e Salvatore Meola. Da voglio di mala vita, tanto sosa assai a sta serenata, io sono innamorata ma carina, la femmina più bella da abbracciata, ma ci ha portato capo con gelatino, lo sfizia e mi fa sempre cantare. Ma ci ha bevuto un bicchiere di vino e questa notte voglio indossare. Sciatana voglio e mala vita. E a comparo da luna all'intrasante quella tua spizia e mi vede distrutta a quella vasta femmina mi ha fatta un regalo se la stessa luce quando se la vedetta parte mia ero più guarda che fascia sanità mo caccia parazza tutta guapparia cacciata bella da succida. Sciatata aiuta e mala vita.
sono la giovino, buttate in mano. Con papoli da casto, buona voce, io mi fine canta la vita di mano e metto in croce a te. Ma mi sento veloce, perché non faccio a tempo quando vieni, perché la chitarra non si fa sentire, ma come chiaglia tutto con certina, dove avesse chiaglia salire. Chiaglia sti guaglione e Salvatore Meola, Antonello Guetta e Antonio Gagliotti, grazie maestri, e seguiteli perché loro hanno una pagina molto attiva, la Posteggia Napoletana, e ci deliziano di mille eventi davvero preziosi. Grazie maestri, io intanto resto con Salvatore e noi ci vedremo prestissimo in qualche progetto. Grazie maestro, ti do una mano? Ecco. Maestro Guetta, tutto bene? Perfetto, a presto allora. Si sapeva Salvatore, la canzone, Guapparia, abbiamo fatto poi bene, al abbiamo fatto Sì. bene a non dire il titolo, Guapparia, che tu hai cantato mille volte per tantissime repliche, ma devi aspettare qui perché ti aspetta un compito ingrato. Vado a prendere una busta. Una busta che scotta. Eccola qui, Quindi che stai non è la attento. partecipazione per il mio matrimonio, Finalmente è arrivata una l'ora, grande Gennaro. responsabilità. ma dovrai leggere insieme a noi il primo, secondo e terza classificata. Partiamo dal terzo classificato. Terzo classificato è Francesca Fiore. Vieni Francesca! Fiore! Eccola la qui, sento che attenta, scende senti i tacchi, dalle senti, scale. eccola qui. Eccola. Te n'eri andata a casa? Te n'eri andata direttamente a casa? Prendi l'applauso. Seconda classificata. Diciamo insieme? Sì. Seconda classificata, Crizia Colonna. Crizia Colonna. Eccola qui, anche tu te n'eri Eccola, andata Crizia? Stanno Eccola arrivando qui. tutte di corsa. E il primo classificato così per questa sera è Enzo Esposito. Vieni Enzo. Bravo Enzo. Eccolo Anche che arriva Enzo anche era lui di tornato corsa. a Ma dove Castellammare stavate, di ragazzi? Stabia. Dove eravate ragazzi? Dove eravate? Io A si faceva confabulare là pasci dietro. tempo, quindi- Prendi l'applauso del pubblico in sala, del pubblico a Bravi, casa. ragazzi. I nostri primo, secondo e terzo classificato di questa sera che dividono e condividono il vostro applauso per l'impegno e per la professionalità con gli altri concorrenti. Eccoli qui, prego ragazzi. Eccoli. Federica, Anna Maria e Paola. Certo, stasera mi hai dato una grande dove sono andati? responsabilità. Arrivano tutte dalle scale. Sono andati tutti Cosa via. stavate Eccoli facendo? con i loro tacchi. Un grosso applauso. Salvatore, ancora grazie a te. Grazie a voi. Grazie a tutti i concorrenti che hanno partecipato, grazie ai tecnici, grazie a voi di essere venuti ed intervenuti, e vi aspettiamo in questa sala, in questo teatro anche il prossimo mercoledì, perché l'ingresso per il Terremotos Talent è assolutamente gratuito. E ringraziamo la nostra giuria tecnica, Bruno Garofalo, Daniela Liccio, Carmine Marigliano e Luigi Fiscale. Grazie a tutti, grazie Tiziana. Grazie a te Gennaro. E ci vediamo mercoledì. Ciao. Ciao.